Don Peppe, allora 2009. Ha appicciato da lavato su cosa? Don Peppe, ma vi imbarazza? Non lo so. Non ho capito. Vi imbarazza questo coso? Non ho capito. Vi imbarazza? Sentite, parlate italiano, che io non mi capisco. Non mettete scorne sto coso, Don Peppe? Perché scuote, state per stesso, scuote me. Vedete come sto dove studio, tutto stracciato. Ma Don Peppe non lo Ma so. chi siamo a vero a me? No, non vi vede, vi registra soltanto. Registra sulla voce. Solo la voce. Una registrata, dicevo. Una registrazione che poi in realtà noi la trasformiamo in un file MP3 digitale. Ma voi non siete italiani, scusate, perché voi parlate di questa materia. Io non ho giantissimo niente, ho giantissimo, non ho arrivato a capire che era hit. Allora, noi trasformiamo questa cosa, Sì. la vostra voce, in un file MP3 in formato digitale. Come prima, state qua. In pratica, in questo modo, noi possiamo metterlo su internet. Sentite, studiate su cosa c'è, da tutto cazzo, siamo qui a su cosa. No, Don Peppe, per cortesia. Io quando voglio dire le parole. Don Peppe, Scusate. noi lo possiamo mettere su internet, farlo scaricare su Emule, su Rapid Share, possiamo farci dei montaggi col Pinnacle. Già, ma non mi ha mortificato, ma che non lo capisco a parlare così, la gente che aderisce. Don Peppe, ma ormai voi siete la star di internet. Voi chi siete voi? Io sono il webmaster del sito Tresciopolis. Una volta. Non arriva a capire queste parole, non mi esce niente. Allora, io sono il webmaster, cioè sarebbe praticamente... Voi siete meglio master? Più o meno sì. Sì. Quello che allestisce... Sono con capo master, adoriamo prima e meglio tutte e due. Ma voi siete sicuramente meglio, Don Peppe. Voi siete sicuro una chiave, perché devono a studiare su cosa andando a me. Don Peppe, ma io sono qua per registrare la vostra voce in formato digitale. Sì, originale. Digitale? Va buono. Avete presente il dito? Digitale. Urito, Sì. urito. State a tutti i giorni, avete già corrito, voi state guardate proprio da loro. Don Peppe, in pratica in questo modo la sua voce potrà circolare su tutto internet, la vedranno in tutto il mondo, i cinesi, i canadesi, i francesi. Pure i francesi, certo. È giusto. Non devono che fare che solo, urito. Le posso fare una foto? Ma posso appicciato su cosa? Adesso sta acceso. E non mica nessuna luce appicciata. E non è una lampadina, Don Peppe. Io mi sto facendo questo, quello sta sudato, perché se no si appiccia la luce rossa quando si appiccia. No, guardate, ci stanno i numeretti sopra, vedete? No, poi... i numeri, che numeri su alfabeto. Vabbè, ma vedete che ci sono delle cose che si muovono, no? Io so contare solo i soldi, guardate. Don Peppe, ma... Vi posso fare una foto? Posso mostrare la vostra? No, non facete niente, lo voglio bene, non mi facete niente, poi se no me lo fuggi. No, Don Peppe, ma... Sì, me lo fuggi, la gente che me lo fuggi e me lo fuggi. C'è tutto il mondo che vuole... Piglio bastone. Don Peppe, veramente? No, non voglio fare niente, andiamo, ma da domandare qualche cosa, domandate. Però Don Peppe, ma perché non volete far vedere la faccia? Non mi voglio far vedere, perché mi ho fatto vecchio, mi ho fatto brutto, senza niente, sono malamente acconciato. Ma esistono vostre foto da giovane almeno? Foto? Foto vostre da giovane? Non ho capito. Esistono fotografie vostre di quando eravate giovani? giovani? Sì, tengo uno che mi apparecchiava la nicchia, però non serve, perché mi ha venuto pure la nicchia, mi ha venuto. Ma perché non volete mostrare questo vostro volto? Perché volete vedere qualcosa? Io lo faccio vedere di più. Non posso vedere proprio niente. Niente più, è finito tutto. Ma poi la gente penserà che non siete... Non sono io. Ecco qua, come lo fotte la gente? Basta che sono io, che sono vivo, la faccia a loro. E tutti questi grandi piccoli. Don Peppe. E studiate, andiamo, facciamo piacere, studiate. Don Peppe, un'immagine, una piccola immagine. Studiate, ma zitta! No, Don Peppe, mo insisto, scusate, insisto veramente. Sentite, da studiare perché se no vogliamo un bastone in capo. Don Peppe. Studiate! Ma non vi arrabbiate così, non siete... Studiate, ma zitta, studiate!